Un punto di riferimento per giovani e meno giovani è la Speranza che ruota intorno allo sportello Un posto nel mondo, inaugurato questa mattina in via Jacopo Rocca a Chiavari. Nei locali si potranno trovare informazioni e spunti per chi cerca il lavoro e per chi li accompagna in questo cammino sempre più difficile e tortuoso. Lo sportello ha visto il sostegno della diocesi attraverso l'8 per 1000 e dell'associazione Donnando Negri Onlus. La diocesi ha capito subito che questo poteva essere una delle risposte che si poteva dare e quindi ci ha sostenuto dall'inizio. Per quanto riguarda il front office, come si dice oggi, le ore che sono disponibili per gli iscritti, 4 ore al lunedì pomeriggio le facciamo qua, dalle 14 alle 18, ma il mercoledì dalle 8 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 18 sarà sempre su a San Salvatore, quindi ci sarà questa doppia sede per lo sportello. Ecco. Non finisce qui, nei locali di via Jacopo Rocca trova spazio anche la nuova sede legale della cooperativa sociale Golfo del Tigullio, anch'essa inaugurata stamani. Un sodalizio partito anni fa che conta 80 soci e dà lavoro per un terzo a persone svantaggiate. Oggi la cooperativa si è sviluppata. Sta lavorando parecchio nel campo delle pulizie, sia all'interno delle varie strutture del villaggio che fuori, in aziende private, uffici privati e anche in luoghi pubblici. Lo sportello della cooperativa sarà aperto alcune volte alla settimana, i soci potranno sbrigare pratiche amministrative e contabili e non solo. Abbiamo ampliato i settori di intervento che vanno dalla logistica alla gestione di parcheggi anche privati, alle pulizie, alla gestione di hardware e software, naturalmente nell'interno di aziende tipo l'ASL 4 o altre attività.